Vincenti, un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso. Questa è una storia nuova 100 anni. Se partiamo dai tempi moderni, parliamo di una delle prime aziende in Europa per qualità e produzione a fare la storia di snack salutistici e prodotti macrobiotici. Ma se andiamo indietro nel tempo, passando per una grande passione verso la ricercatezza e la salute, arriviamo al 1918, nel centro di Torino, in una bottega di prodotti alimentari, e questa, oggi, è l'impresa di Fiorentini Alimentari. Simona Fiorentini, quarta generazione della famiglia, dalla piccola bottega di prodotti alimentari ad una delle prime aziende in Europa. Fiorentini Alimentari ha visto succedersi 4 generazioni, per l'appunto. Quali sono i valori che accomunano ognuna di esse, Simona? E quanto è importante avere delle salde radici nelle proprie origini per guardare al futuro? I valori che ci accomunano tra generazioni sono sicuramente l'etica del lavoro, la dedizione, l'impegno e la forte spinta all'innovazione e la voglia di rinnovarsi sempre. Senza l'esempio dei miei nonni e dei miei genitori, che hanno dedicato la loro vita al lavoro e che ci hanno insegnato tutto ciò che sappiamo, non ci sarebbe sicuramente l'azienda di oggi e non sarebbe possibile pensare serenamente al futuro. Attraverso questi passaggi, quali sono poi quelli chiave che hanno portato al vostro successo? L'azienda ha cambiato pelle ad ogni passaggio generazionale. Siamo partiti con una piccola bottega nel centro di Torino con il mio bisnonno. Con mio nonno, che era invece una persona molto curiosa, è iniziata un'attività di importazione di prodotti dall'estero. Mio nonno ha iniziato ad importare prodotti che all'epoca erano assolutamente sconosciuti, come il couscous o il pane azimo, e che oggi invece sono diventati di uso comune. Poi c'è stato l'avvento dei miei genitori, con i quali è iniziata la fase industriale. La mia famiglia e i miei genitori creano il marchio Fiorentini, quindi iniziano a distribuire i prodotti anche con il nostro nome, e poi acquisiscono un'azienda di produzione. Iniziamo pertanto a produrre sostitutivi del pane e snack salutistici. Con la quarta generazione, la mia, si vede l'espansione dell'azienda, la costruzione del nuovo stabilimento produttivo, e puntiamo sicuramente ad una maggiore espansione sui mercati esteri, quindi a una maggiore internazionalizzazione. Diamo un po' di numeri: 15.000 metri quadri dedicati alla produzione senza glutine, 10.000 di uffici, servizi e magazzini, di cui uno automatico da 29 metri di altezza e più di 250 dipendenti e collaboratori esterni. Parliamo di uno stabilimento di avanguardia green su un'area di 56.000 metri quadri di terreno. Le chiedo, è facile innovarsi e crescere abbracciando un futuro green? Non è stato facile crescere in generale in un paese che non supporta molto le attività imprenditoriali, più che altro. Noi abbiamo comunque voluto scommettere sul nostro territorio, al quale siamo legatissimi, ed imbarcarci in questa nuova avventura. Il nuovo stabilimento rappresenta per noi un nuovo inizio ed è stato costruito seguendo un'ottica di sostenibilità. Infatti, lungo tutto il perimetro sono state piantate oltre 100 piante. All'esterno dell'azienda sono stati installati pannelli solari ed è stato installato un sistema che si chiama Energy Recovery System, che utilizza l'energia sprigionata dalle nostre macchine di produzione, la quale viene incanalata e serve per scaldare l'intero stabilimento. Quindi abbiamo proprio voluto costruire secondo un'ottica green per non essere di peso neanche sulla collettività. A proposito di difficoltà, un'epoca complicata anche per le economie globali, come può essere affrontata? Stiamo lottando giorno per giorno. Sicuramente noi siamo stati tra i privilegiati, fornendo beni essenziali, e quindi non abbiamo dovuto subire chiusure. Però la grande incertezza che ci accomuna tutti quanti non aiuta sicuramente il lavoro. Detto questo, anche nei momenti peggiori possono nascere nuove opportunità. Abbiamo iniziato un nuovo progetto di digitalizzazione, abbiamo lanciato il nostro e-commerce che ci sta dando delle grandi soddisfazioni e che ci aiuta anche a ristabilire il contatto diretto con il nostro consumatore, un po' come un ritorno al passato, e che per noi è importantissimo. Abbiamo raccontato l'impresa di Fiorentini Alimentari, 4 generazioni di successo.
Sì, speriamo, sì, certo, fino ad ora sì, guardiamo in modo positivo anche al futuro. La ringrazio per essere stata con noi e per aver portato la vostra impresa vincente. Grazie a voi per l'opportunità. Fiorentini Alimentari, Trufarello, provincia di Torino. Anno di fondazione 1918. Fatturato 87 milioni di euro. Questa è una storia vera. Segui il canale e ascolta Imprese Vincenti, un podcast di Intesa San Paolo in collaborazione con Gambero Rosso.